Adesso lascio la parola all'ingegnere De Ghezze che in pochi minuti ci dà un taglio dei numeri di questo ponte. Sì, dunque, le premesse sono quelle evidentemente costituite dal ponte preesistente. Era un ponte in travette in calcestruzzo, risalente agli anni 30, molto stretto, per cui era 3,40 m di larghezza che consentiva il transito degli automezzi in condizioni molto precarie, fortemente lesionato, quindi in condizioni statiche precarie, e quindi anche la sicurezza di pedoni e biciclette che dovevano attraversarlo. Ecco, c'è stato un primo accordo fra il Comune di Concordia Sagittaria e la Regione per gli stanziamenti, e quindi ricordiamo che il costo complessivo dell'opera è stato di 400.000 euro, con 104.000 a carico della Regione e 296.000 euro a carico del Comune. Un successivo accordo fra il Comune e il Consorzio di bonifica per quanto riguarda le fasi operative. Il Consorzio si è occupato quindi della progettazione, della direzione dei lavori, poi fino al collaudo. Gli interventi sono iniziati nel febbraio del 2008 e si sono conclusi esattamente un anno dopo, a febbraio del 2009, che nello stesso mese poi sono state fatte anche le operazioni di collaudo. Un'importante fase centrale di 4 mesi, purtroppo di arresto completo dei lavori, dovuto proprio al rinvenimento di un ordigno bellico. Questi 4 mesi sono serviti evidentemente a ottenere tutte le autorizzazioni da parte del Comando delle Infrastrutture dell'Esercito di Padova per il rilievo dell'ordigno, il brillamento che è stato fatto qui in una zona vicina, e poi la successiva bonifica bellica di tutta l'area per scongiurare evidentemente ulteriori rinvenimenti. Dopo l'estate i lavori sono ripresi e si sono conclusi appunto a febbraio. Alcuni dati caratteristici: dai 3,40 m di larghezza preesistente siamo passati ai 10 metri, quindi abbiamo ricavato lo spazio per 2 corsie, le banchine, un marciapiede, una pista ciclabile, e poi appunto anche la luce del ponte, quindi la distanza fra le due spalle è diventata da 9 metri, è diventata di 14, quindi c'è stato anche un allungamento della luce del ponte. Elemento caratteristico direi che, vedete, sono quegli elementi di bordo, quelle travi bordonali ad arco e leggermente piegate verso l'esterno, che ne danno anche un aspetto piacevole. Concludo ringraziando anche le imprese che hanno eseguito gli interventi, l'impresa Acqua di Portogruaro, patatrice principale, la ditta Ravenna di Annone Veneto, che si è occupata della parte relativa alla carpenteria metallica. Grazie.